Vediamo che la composizione sociale del Veneto non è assolutamente, in termini percentuali, rappresentata poi da chi invece è candidato. Questo è uno degli aspetti. Il mondo delle imprese sarà ancora una volta sottorappresentato nel nuovo Parlamento. A lanciare l'allarme Confartigianato, che ha realizzato uno studio comparativo tra la composizione sociale del Veneto e quella dei probabili eletti nella nostra regione. Soltanto il 15% dei nuovi parlamentari sarà un dipendente privato, a fronte di un 30% tra la popolazione, mentre il 41% degli eletti sarà un libero professionista, tra i veneti sono appena il 2%. Il mondo dell'impresa sicuramente è quello che crea ricchezza sul territorio, quello che crea occupazione e che crea benessere. Il fatto di non essere rappresentato all'interno del Parlamento, sia Camera sia Senato, ci dà sicuramente qualche preoccupazione. Per questo, spiegano gli artigiani, è nostro compito sollecitare un impegno da parte dei candidati a venire incontro alle richieste delle imprese. Eliminare quello che per l'impresa ormai non è più sostenibile, che è questo gravame derivante da burocrazia inutile, stratificata, superata dai tempi, una pubblica amministrazione che non ha assolutamente preso in mano quelle che sono le possibilità che derivano come semplificazione dall'utilizzo delle moderne tecnologie. Altro tema caldo è quello della stretta sul credito alle imprese. Secondo i dati della CGIA di Mestre, in Veneto nell'ultimo anno è stata del 9,5%, superiore di oltre 3 punti alla media nazionale. Un'inversione di tendenza era inevitabile dopo gli errori del passato, concedono gli artigiani, ma in Italia è stata fatta in modo talebano e controproducente. Anche i drogati che vogliono rimettersi sulla giusta via, c'è il percorso di metadone, e invece su questo aspetto, proprio quello del modo di misurare la capacità restitutiva delle imprese, non c'è un percorso di normalizzazione, ma un percorso di chiusura veramente drastico. Questo sicuramente il governo è uno degli aspetti che dovrà tenere il nuovo governo a tenere in esame, perché senza credito bancario sicuramente le imprese non ce la fanno.